Buonasera a tutti, oggi siamo ospiti del gruppo folk in Nuraghi di Sesto a Casa Ofelia a Sesto appunto, luogo di cultura. In occasione dei loro 60 anni hanno allestito una bellissima mostra che parla appunto del loro anniversario dalla nascita ad oggi. Ma ci racconterà tutto Enrico in rappresentanza appunto del gruppo folk. Ciao Enrico. Buonasera a tutti, allora come ha ben detto Cristiano, abbiamo voluto, in occasione del 60° anniversario dell'associazione, abbiamo voluto appunto esporre i vari abiti che sono stati portati dall'associazione dal 1965 fino ad oggi, appunto portando anche in esposizione gli abiti che tuttora l'associazione porta nelle varie manifestazioni e nei vari spettacoli, che sono appunto frutto di una ricerca che negli anni il gruppo ha operato e sta operando. L'associazione nasce nel 1965 e qui appunto potete vedere in mostra le varie successioni di abiti, così come è nato nel 65 e poi si è modificato nel 1980 fino ad arrivare a quello odierno. Diciamo che abbiamo tre step Tre step, esemplificativi. esatto. Allora, nel 1965 cosa succede? La memoria storica a Sesto c'è ancora, quindi si parte con quello che veniva raccontato dagli anziani, quindi è stato iniziato a costruire un abito. Il problema è che il momento storico definiva comunque, c'era la necessità di avere un abito per fare determinati tipi di spettacolo, quindi degli spettacoli molto movimentati, un abito molto appariscente e di conseguenza si è presa in considerazione una tipologia delle diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale sestese. Quella che più permetteva di svolgere determinate cose era appunto la tipologia a maniche e camicie, anche perché era più comoda. Da questa poi si è riprodotto in serie e utilizzando anche le stoffe che in quel momento venivano reperite dal mercato. Successivamente poi si è iniziato ad aggiungere Sumucadori Vittorio e Sumucadori Magno, sono iniziati anche a ricostruire i vari giacchini e utilizzando anche delle stoffe pregiate, perché comunque c'è un bel terziopelo, un bel panno, peccato che i modelli comunque non erano quelli attinenti alla tradizione sestese. Fino a poi ad arrivare a circa una decina d'anni fa, dove l'associazione ha svolto una ricerca e ha permesso poi di riprodurre le fogge in funzione anche delle varie fotografie che ci sono state fornite e che avevamo a disposizione. Ricerca che comunque prosegue, incessante, anche negli Esattamente. archivi, giusto? Certo, certo, la ricerca sia fotografica, ricerca anche di pezzi originali e la ricerca anche archivistica, certo. L'unica cosa che salta all'occhio da questi diversi manichini è anche l'utilizzo di tutta una serie di gioielli che non facevano parte della tradizione sestese, come ad esempio la zolla di Dorgali, gli orecchini sulcitani, tutta una serie poi di collane che niente a che fare avevano con i gioielli che effettivamente venivano utilizzati a Sesto. In sostanza il discorso principale qual è? È che se noi siamo qua è grazie anche a chi nel 65 si è preso l'impegno di creare un'associazione, di portarla avanti, e tutte le persone che negli anni hanno collaborato e hanno fatto sì che questa associazione rimanesse viva. Quindi se siamo qua è anche grazie a merito a queste persone e quindi dobbiamo ringraziare loro se noi oggi abbiamo potuto svolgere questo lavoro e l'associazione risulta ancora attiva e in essere. Certo, ricordiamoci che in passato non avevano i mezzi che abbiamo oggi, oggi è forse anche un po' più facile trovare informazioni e soprattutto in passato c'era un altro tipo di mentalità per cui si Esatto, organizzava un gruppo folk e quindi assolutamente io direi perdonabile assolutamente sì. Quello e che comprensibile quello che si è fatto in passato. Assolutamente sì, quello che dico io è che ciascun ambito va contestualizzato al periodo di riferimento. In quel periodo veniva richiesto, cioè il mercato, tra virgolette, del turismo richiedeva quello, quindi l'ambito è stato modificato e adattato per svolgere quelle determinate cose che venivano richieste. E quindi non bisogna colpevolizzare nessuno perché quello Assolutamente, veniva certo. richiesto, quello veniva fatto. E poi comunque qualcosa a noi è arrivato, per esempio le gonne sono sempre rimaste quelle, l'inamidatura delle maniche a sonetto così come veniva nominata in passato, è rimasta fino ai giorni nostri, e anche tanti altri pezzi che venivano magari messi sbagliando con gli abbinamenti sbagliati, però poi alla fine erano anche dei bei pezzi, ecco.
Benissimo, possiamo anche andare avanti? Sì, assolutamente sì. Proseguiamo nella seconda sala allora. Nella seconda sala abbiamo voluto riprodurre su Gumbidu. Anche qua, mentre nell'altra sala precedente abbiamo visto l'inamidatura della manica a sonetto, qui vediamo l'inamidatura della manica a perreganna. Nulla che c'è da dire in questa sala. In pratica vediamo la padrona di casa e o una parente a lei molto stretta che offriva su Gumbidu alle amiche più strette. Qui mettiamo in mostra tutta una serie di scialli originali che sono stati ritrovati a Sestu, su dei ventagli dei Gumbidu e due ventagli dei Gumbidu che vediamo qua sulla destra, che non è altro che un grembiule bianco che veniva appunto messo sopra il grembiule di seta per evitare che questo si sporcasse. E in più anche in questo caso siamo in un luogo della casa Ofelia molto, molto bello, molto particolare, che Suggestivo. suggestivo con anche arredi tradizionali, come vediamo su Strege Venu alle pareti, ma anche i servizi che si usavano per offrire il rosolio, il caffè, eccetera. Molto interessante, possiamo proseguire. Che in questa sala invece mettiamo in esposizione tutte le varie ricostruzioni che negli anni il gruppo ha sviluppato. Tutte le fotografie che vedete qua esposte sono tutte fotografie di persone che sono nate tra il 1850 e il 1860 fino poi alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Allora, nelle varie fotografie che poi sono giunte fino a noi e nei vari pezzi originali che sono stati ritrovati, il giacchino che risalta maggiormente tra tutti è su Giacca Pizzicorus, che potete anche vedere qua nelle varie riproduzioni. È stato ritrovato in diverse fogge, in diverse varianti, con i giaietti, senza giaietti, tiroletti, in setta, in panno operato, in shantù e tante altre stoffe, quindi di ogni variante. Qui a fianco abbiamo la riproduzione di Zio Raffaele Marrasa, che potete vedere anche nella foto. È particolare appunto l'inamidatura dei pantaloni, il cosiddetto. Foto tra l'altro che sappiamo dov'è l'originale, a Napoli, nella società di Deputazione di Storia Patria a Napoli, che purtroppo non riproducono, quindi abbiamo la versione digitale, ma sappiamo che era appunto Zio Raffaele Comarras di Sestu. E dicevo, particolare è appunto l'inamidatura dei mutandoni che si chiamano appunto mutando Zappiniccasa. Anche qua l'altra riproduzione di uno Giacca Pizzicorus, le zia Maria Ferru. Questo sembra quasi, direi, un nordafricano, un medio orientale, anzi. Sì, con Molto particolare. Cocoi, e poi diciamo pronto per andare a caccia. Questa era una fotoricordo che è stata fatta quando lui è poi andato in guerra. Qui abbiamo la riproposizione di due abiti giornalieri, quindi l'uomo a destra e la donna al centro. Nulla, composto quindi sia da bisteveti che da sacche cuvere, un abbigliamento che poteva essere utilizzato per andare in campagna o per andare magari a pascolare le greggi, mentre l'abbigliamento da ragazza è un abbigliamento semplice, possiamo considerarlo anche come l'abbigliamento di una persona, l'abbigliamento festivo di una persona diciamo non tanto ricca, oppure come abbigliamento giornaliero di una persona un pochino più benestante. Poi invece abbiamo la riproduzione di un atto notarile e di un furto del 1844 che ci appunto descrive gli abiti che sono stati rubati e parla appunto di una gabanella di saiale nero foderata ai margini da panno azzurro.
Da questa poi abbiamo fatto diciamo, uno studio approfondito anche sulle iconografie Un confronto con le dell'epoca, iconografie, confronto con, certo. in particolar modo il confronto con i Cominotti che appunto dipinge le varie gamane e le varie serie in curso. In quel periodo appunto ci sono, oltre anche a gammanelle serene in curso sul rosso, anche gammanelle sul blu, quindi da lì abbiamo poi avuto una conferma maggiore che ci ha permesso poi di portare avanti la riproduzione, la ricostruzione dell'abito. Sulla teca invece vedete tutti i pezzi originali, qui ci Cerchiamo. sono, Ok. Sì, abbiamo scusate i riflessi, ma non possiamo fare altrimenti. abbiamo due baschine, una in lanesera e l'altra in seta. Un spensum, Ridotto un po' male, ma all'età che ha, ahimè sì, la seta qua è ormai quasi mangiata, però è comunque un pezzo importantissimo perché da questo si può storia, recuperare anche il taglio certo, sartoriale, eccetera. due grembiuli, di cui uno abbiamo fatto anche la riproduzione che è qua dietro. Poi abbiamo la teca con i corsetti e i gioielli. Vi faccio notare anche la riproduzione del corsetto fucsia. E particolari sono anche gli orecchini cosiddetti su Kallelledusu e Sarraccata Saccavoniscu. Un bellissimo rosario, Un bellissimo rosario, sì. broscia sa di spille borboniche, cannaccasa, cioè tutto quello che era nel corredo campidanese fondamentalmente. E poi i Giacusa Pizzicoro su originali, da cui poi abbiamo preso il modello, ecco. Ok. Qui come ultimo abbiamo scialli e fazzoletti, anche questi tutti originali. Con una particolarità, vedo uno scialle di Uno seta scialle ricamato. di seta sì, ricamato. Solitamente gli scialli ricamati sono gli scialli neri in Tibet. In questo caso invece è stato ritrovato anche lo scialle di seta ricamato. Che io sappia, forse solo qui è stato trovato uno scialle di seta ricamato, vero? Sì, Quanti esemplari ne avete trovato? solo questo. Solo Solo questo e questo. oltretutto c'era la proprietaria, la signora nella foto, che è una parente stretta. Quindi abbiamo, come vedete, abbiamo anche in questo caso la riproduzione della fotografia, ma la signora al centro, La giusto? signora sulla sinistra. No, la signora sulla sinistra, ah, sì, 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 si vede. Ha quello scialle che è esposto. Fazzoletti bellissimi. Poi veniamo alle ultime due coppie. Sì, ok. Ok, Abbiamo la riproduzione dell'uomo col cappello da fumo, presa appunto da questa foto qua. Lui era il signor Luigi Picciao, era un dottore, quindi di una famiglia anche benestante di Sesto. Quindi anche lì ritorna il discorso del cappello da fumo, comunque caratteristico di famiglie benestanti, quindi anche distintivo di un ceto sociale importante, oltre che magari anche di un lavoro di un certo livello. Qui abbiamo la riproduzione della signora sulla sinistra, appunto, con tutto il suo corollario di gioielli, così come nella foto. ok, E poi abbiamo l'ultimo di là. andiamo di là. L'ultimo modello di giacchino femminile che mettiamo in mostra è su Giacu in Tundu, così come nella riproduzione che vediamo qua di Margherita Ledda. Nulla. E anche il E grembiule, anche il vedo, grembiule che appunto a bracciallo, giusto? da un grembiule liscio e lungo come quelli
ottocentesche di fine 800, passiamo a un grembiule invece un pochino più semplice con sopraffaglio in basso del 900, perché Poi questa foto è di pieno 900. vediamo due vestiti per i E bambini. poi vediamo sì gli abitini da bambino, quindi l'abito da maschietto e la vestina che si utilizzava fino ai 7 anni circa, indistintamente che fosse maschio o femmina. Grazie per la visita guidata Enrico. Facciamo gli auguri per i 60 anni del gruppo Folk in Nuraghi di Sestu, sempre attivo per diffondere la tradizione sestese in Sardegna e anche al di fuori della Sardegna. Sappiamo che ogni tanto un viaggetto estivo ve lo fate e portate Sestu nel mondo, diciamo così. Oltre a quello che abbiamo visto, sappiamo che fate una ricerca anche sul ballo, dove riproponete, oltre agli altri balli che si sono sempre fatti dal gruppo, anche un ballo che tende di più alla tradizione, come quello fatto con le Launeddas, il campidanese a Launeddas, che è tipico dell'area appunto del Campidano di Cagliari. Esattamente, sì. Va benissimo, ancora una volta grazie e alla prossima. Grazie a voi.